Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Palazzo Ferrofini, la casa dei Veneti, sede del Consiglio regionale. Oggi mi fa molto piacere dare il benvenuto agli amici di Crespadoro. Abbiamo qui presente Maria Elisa Ferrari, sindaco di Crespadoro, Enrico Raniero e Michele Peroni, che sono il presidente e segretario della Proloco di Crespadoro, Alessandro Mecenero, figlio del maestro Rino Mecenero, dalla cui opera si è ispirato il sentiero che presenteremo oggi, Fausto Roncari, presidente del gruppo Strodi, Andrea Chiorboli, direttore di Acque del Chiampo, e insieme a loro anche Consolaro Manuel, Guglielmo Dalceredo, Flavia Mecenero e Nicola Rezzara e Fausto Roncari, che ho già citato in precedenza. E io li ringrazio per essere qui oggi, perché questa conferenza stampa è stata organizzata proprio per presentare questo sentiero dei 3 campanili al vento, un sentiero che ho avuto il piacere di inaugurare insieme ai presenti ormai qualche settimana fa a Crespadoro, ed è un sentiero veramente particolare perché unisce lo sport, la parte ricreativa tipica di un sentiero, con l'aspetto locale, identitario, un aspetto anche spirituale e culturale, perché proprio si ispira anche a quanto il maestro Rino Mecenero scrisse, e appunto quando parlava della sua valle, la Valle del Chiampo, citava spesso appunto tutti questi luoghi. È una parte di territorio che siamo abituati magari a considerare più dal punto di vista produttivo, perché conosciamo il distretto della Pelle, il distretto della Concia, conosciamo questa parte del Vicentino molto produttiva e dinamica, quindi magari ne conosciamo più l'aspetto produttivo industriale. Però questa parte di Vicentino, salendo verso queste valli, verso la parte collinare e di montagna, offre dei paesaggi veramente belli, che offrono tantissimo sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista enogastronomico, della fruizione, e qui ci sono anche tra l'altro rifugi, insomma sentieri, e poi anche delle particolarità. Penso anche all'osservatorio astronomico che ospita sempre Crespadoro, e a tante bellezze appunto culturali, architettoniche e paesaggistiche che troviamo in questo territorio. Ringrazio fin d'ora l'amministrazione e tutti i presenti per quanto hanno fatto e anche per la presenza qui oggi, e ringrazio anche Acque del Chiampo, che è appunto uno sponsor ufficiale, insomma è sempre vicino perché ha questo sentimento del beneficio comune che poi mette a terra proprio sul territorio, per cui li ringrazio veramente molto. Io lascio la parola a loro, adesso li chiamerò uno ad uno per la loro presentazione, e chiamerei subito il sindaco Maria Elisa Ferrari. Elisa Maria Ferrari. Sbaglio sempre. No, ma non ti preoccupare. Io sarò brevissima, perché appunto voglio lasciare spazio a chi a questo sentiero ha dato proprio vita nel concreto. Ringrazio, però devo fare dei doverosi ringraziamenti a Marco appunto Zecchinato, il consigliere regionale, a tutto il Consiglio del Veneto per questa ospitalità. Per noi che siamo non un piccolo paese, ma io dico sempre che siamo un grande paese con pochi abitanti, e questo è un po' la nostra dimensione. Bellissimo, ricco di paesaggi, li ha ben descritti anche Marco adesso, ricco di tante attività da fare sia in ambito sportivo che culturale, che ricordava appunto anche l'osservatorio, un'altra chicca importante. E la cosa bella del nostro territorio sono appunto soprattutto le persone e le associazioni, e questo sentiero va proprio a declinare questo nel migliore dei modi, perché Crespadoro, io dico sempre che siamo in 4 comuni, scherzando, perché abbiamo il centro di Crespadoro e le sue 3 meravigliose frazioni con la propria identità, con le proprie caratteristiche, le tradizioni e le proprie associazioni. Abbiamo Durlo, Campodalbero e Marana, e questo sentiero parte proprio da questo, unisce tutte queste realtà del territorio, e questa visione unitaria fa di Crespadoro, del suo territorio, qualcosa di unico e qualcosa di magico. Ringrazio il presidente della Proloco Enrico Raniero per aver fortemente spinto, perché appunto realizzare un percorso di 25 km non è per niente facile, e soprattutto anche
tenerlo pulito, quindi grazie anche al gruppo Strodi, che abbiamo qui anche il suo presidente. E come tutte le cose avevamo bisogno anche di un'ispirazione, grazie a un'idea appunto di un presidente dell'associazione di Campodalbero Guarda Futuro, che ha legato un libro, quello di Rino Mecenero. Sentiremo poi le parole anche del figlio Alessandro, dove andrà a descrivere chi era per noi Rino Mecenero nel nostro territorio, e da questa idea, da questa scintilla è nato qualcosa di veramente grande. Come tutte le cose c'è bisogno anche del supporto economico, e per questo ringraziamo veramente le Profonde Acque del Chiampo, che sempre crede nella valorizzazione del nostro territorio, oltre che ovviamente tutti i servizi che offre per la nostra cittadinanza. Ringrazio veramente tutti per la presenza, grazie ancora per l'invito e per la presenza soprattutto durante l'inaugurazione a Marco, perché per noi queste non sono piccole cose, sono grandi cose per il nostro territorio, lo amiamo profondamente, vogliamo che più persone lo conoscano, perché vogliamo che più persone vivano il nostro territorio. Si sta bene a Crespadoro, si vive bene, quindi grazie e vi aspettiamo al sentiero. Ringrazio il sindaco Elisa Maria Ferrari e chiamerei Enrico Raniero e Michele Peroni poi a seguire per un intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. In qualità di presidente della Proloco di Crespadoro, vi ringrazio per averci dato questa grande opportunità di portare Crespadoro qui a Venezia. In particolare ringrazio Marco Zecchinato per la sua ospitalità. Siamo qui oggi per presentarvi il Sentiero Tre Campanili al Vento, un progetto che ci sta particolarmente a cuore, frutto di un lungo e proficuo lavoro di squadra, un vero e proprio tributo alla memoria e all'opera del nostro amato concittadino, il maestro Rino Mecenero. L'idea, suggerita dal presidente di Campodalbero Guarda il Futuro, è piaciuta fin da subito alle associazioni coinvolte, con l'obiettivo di omaggiare il maestro, valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale di Crespadoro e di promuovere il turismo lento e sostenibile. L'ambizioso progetto è stato reso possibile grazie all'amministrazione comunale, al prezioso contributo di Acque del Chiampo e dal lavoro di 5 associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. La Proloco di Crespadoro, il gruppo Strodi, l'associazione Permarana, Campodalbero Guarda il Futuro e Durlo 86. Un grande lavoro è stato eseguito anche dalla famiglia Mecenero, che ci ha fornito foto, testi e aneddoti su Rino. Bene, chi era il maestro Rino Mecenero? Lascio la parola a Alessandro Mecenero, figlio di Rino. Grazie. Adesso interverrà Alessandro Mecenero. Buongiorno, grazie. È una grande gioia essere qua, è anche motivo di orgoglio naturalmente, perché papà Rino Mecenero ha amato veramente molto il suo territorio e la gente di questo territorio. È un territorio che ha descritto, ha raccontato, ha dipinto, ha cantato, l'ha amato un po' in tutte le forme possibili e l'ha anche coccolato, e ha coccolato anche la gente. Era insegnante di scuole elementari, sempre attivo in parrocchia e nel sociale. È stato il primo presidente della Proloco, è stato anche vice sindaco, sempre attivo sia nel territorio comunale, in tutto il territorio comunale, diciamo. Ecco, ha cercato di valorizzare il suo territorio in tutte le maniere, appunto, perché lo sentiva profondamente suo e se ne sentiva profondamente legato. Ecco, io credo che la realizzazione di questo percorso sia veramente un regalo per lui, per la sua memoria, sia perché appunto è tratto da uno dei suoi libri che hanno raccontato la storia e la cultura, la tradizione di Crespadoro da un punto di vista dello stile di vita, ma anche nel linguaggio particolare del posto, eccetera. Sia perché mette in mostra, permette di far conoscere questo territorio, valorizzandolo molto. E la valorizzazione passa anche attraverso
la realizzazione di questo percorso che è davvero ottima. Il lavoro che hanno fatto queste associazioni è davvero un'opera grande e molto bella. Ecco, penso che questo regalo sia meritato, ma è anche veramente molto apprezzato da noi in quanto figli e penso sarà molto apprezzato da tutta la popolazione del nostro territorio. E è proprio nello stile, nell'idea che lui avrebbe voluto portare avanti. Quindi grazie e grazie alla Regione per questa occasione di valorizzarlo ulteriormente. Grazie a voi. Tra l'altro nell'introduzione non ho detto che Alessandro Mecenero è stato anche sindaco di Crespadoro, per cui ecco, doppiamente legato al territorio. Grazie per l'intervento. Chiamerei Michele Peroni, che è segretario della Proloco di Crespadoro. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, il Sentiero Tre Campanili del Vento, inaugurato lo scorso 1° giugno, è un sentiero ad anello che unisce le 3 frazioni di Crespadoro, Durlo, Marana e Campodalbero. Questo sentiero si estende per 25 km e mezzo attraverso boschi, valli, antiche contrade. Un viaggio dove ci si addentra nella storia di un paese che ha le sue origini nell'antico popolo cimbro, giunto in questi luoghi poco dopo l'anno 1000. Parliamo di un dislivello di circa 1200 metri, mai troppo impegnativo, percorribile in senso antiorario e per i più allenati si può completare in circa 8-10 ore. Per chi invece preferisce prenderselo con più calma e godersi l'alta valle del Chiampo, si può dividere in 2 tappe appoggiandosi alle strutture della zona. Per rendere questa esperienza ancora più immersiva, lungo il sentiero abbiamo installato ben 26 leggii, dove sono riportati alcuni testi e poesie delle opere del maestro Rino Mecenero, che vi racconteranno alcuni aneddoti e curiosità del luogo in cui sono poste. Il sentiero vi condurrà attraverso dei luoghi più suggestivi e iconici del nostro territorio. Pensate alla cascata dei Pappalini, all'oratorio della Pozza e quello dei Cortesani, e poi ancora la Fontana della Vita, che pensate ha ispirato alcuni dei brani del maestro Beppi De Marzi, il Bosco delle Fade e la misteriosa Grotta delle Anguane, dimora di queste figure mitologiche femminili, e molti altri luoghi magici che vi lasceranno a bocca aperta. Il sentiero è ben segnalato. È difficile perdersi. A indicare la via troverete delle frecce segnavia color verde fluo. Abbiamo inoltre realizzato delle cartine escursionistiche pensate per un orientamento e una pianificazione facile, così da percorrere il sentiero in totale sicurezza. La cartina è disponibile sia in formato cartaceo che in digitale e come traccia GPX per tutti i dispositivi. È possibile scaricarla dalla pagina internet Sentiero 3 Campanili al Vento. Infine vi invito tutti a seguire i nostri canali social, Instagram e Facebook, cercando Sentiero 3 Campanili al Vento, e visitare la pagina internet dedicata, dove si possono scoprire altri meravigliosi sentieri di Crespadoro. Ringrazio appunto anche Michele Peroni per questo intervento e tra l'altro mi piace sottolineare ed evidenziare anche che è una Proloco giovane e attiva e questo fa insomma doppiamente piacere. Adesso lascerei la parola a Fausto Roncari, presidente del gruppo Strodi, perché appunto il volontariato qui oltre alla Proloco anche con altri non manca. Buongiorno a tutti, è un onore per me essere qui. Ho il cuore che batte veramente forte sia per l'emozione di essere qui, ma per essere qui a rappresentare un gruppo, il gruppo Strodi, che nel nostro dialetto strodo è sentiero, dunque noi siamo il gruppo Sentiero in italiano. Faccio parte di questo gruppo da 20 anni, l'abbiamo fondato 20 anni fa, adesso siamo in 40 tesserati, 40 splendide persone, mai che una volta che dicono di no, se serve qualche lavoro da fare in paese, ma soprattutto per la pulizia di questi sentieri. Noi cerchiamo nel miglior modo possibile dedicare il nostro tempo per la pulizia, perché tutta la gente che viene a Crespadoro lo abbiamo nel cuore, si è capito da subito, possa trascorrere
fare passeggiate nei boschi, nei prati, così. Noi cerchiamo di tenere pulito tutti questi chilometri. Non finirò mai di ringraziare il sindaco Enrico per avermi dato l'opportunità di essere qui, lei, gentilissimo, però lasciatemi un ringraziamento particolare a queste 40 persone che rappresento da qualche anno perché sono fantastiche. Grazie e arrivederci. Come dicevo prima, che questo territorio è conosciuto, magari questa parte di Vicentino, passando magari per la grande viabilità o quando si percorre con il treno la ferrovia Milano-Venezia, magari si vede più l'aspetto produttivo, no? Però c'è un filo conduttore che è Acque del Chiampo, perché Acque del Chiampo lavora soprattutto col mondo produttivo, perché lì c'è un distretto veramente importante, gestisce il ciclo idrico integrato, però è molto attiva anche nella messa a terra, come dicevo prima, di questo beneficio sociale, cioè torna al territorio parte delle risorse importanti, anche oltre al lavoro importante e di interesse pubblico che fa, supportando queste attività, e qui appunto tra Fontane e il sistema dell'acqua particolare di questa alta valle si unisce bene con la mission di Acque del Chiampo. Chiamerei quindi il direttore Andrea Chiorboli, che oggi è qui insieme a Guglielmo Dal Ceredo a rappresentare la società. Crespadoro, 30 chilometri quadrati di superficie. Siamo circa la metà della superficie del comune di Vicenza. 1200 abitanti, 3 frazioni abbiamo visto, più il capoluogo, 35 contrade, quindi quelli che tecnicamente a livello di pianificazione vengono chiamati nuclei sparsi abitativi. Ecco, se guardiamo solo la logica dei numeri su Crespadoro, così come sugli altri comuni della fascia montana, dovremmo investire veramente ben poco e occuparci solamente dell'aspetto produttivo, dei centri urbani importanti e più popolosi, ma l'attività di Acque del Chiampo come società benefit, come gestore del servizio idrico integrato, deve andare ben oltre la logica dei numeri. Quindi quella ricaduta sociale che ha sempre caratterizzato Acque del Chiampo, ma soprattutto nell'ultimo anno dove siamo diventati società benefit, che non significa beneficenza, non significa sponsorizzare progetti, ma significa sostenere e portare avanti in una logica di condivisione collaborativa progetti sul territorio. Crespadoro per noi è il paese da dove viene l'acqua che non è solo quella che viene erogata attraverso gli acquedotti nelle località, nelle contrade che dicevamo prima dei comuni montani, ma è l'acqua, la ricarica degli acquiferi, l'acqua che dopo anche attraverso i pozzi preleviamo per le nostre industrie, le nostre concerie e i centri abitati più popolosi. Per cui è un territorio, quello dell'Alta Valle del Chiampo e in particolare Crespadoro, con le sue 30-35 sorgenti, in continua trasformazione. Noi abbiamo ricevuto dai comuni, oltre 20 anni fa, 25 anni fa, un patrimonio di infrastrutture costruite a mano dai nostri avi. E nella logica di garantire sempre di più un servizio di qualità, di continuità, il nostro impegno è quello di salvaguardare questo patrimonio di infrastrutture costruite a mano, a braccia. Quindi l'impegno nostro va ben oltre l'aspetto economico e questo tipo di progetti, il sentiero dei Tre Campanili, è un esempio, è diciamo anche una palestra di esercizio per noi, per poter collaborare, condividere su tutti i progetti che riguardano il territorio. Noi abbiamo l'obiettivo da statuto di garantire un servizio che però cambia nel tempo. A Crespadoro
abbiamo visto ci sono pochi abitanti, ma ha un potenziale a livello turistico, a livello di opportunità, a livello di, lo dicevamo prima, bisogna visitarlo, bisogna andarci a Crespadoro. Bisogna rispettare il territorio, bisogna rispettare la risorsa idrica e il compito nostro è quello di salvaguardare appunto la risorsa idrica. Quindi il recupero delle fonti, il recupero delle sorgenti è un'attività che proprio in questi ultimi anni stiamo intensificando e investendo parecchie centinaia di migliaia di euro. Non dimentichiamo che 2 anni fa, in occasione della siccità, abbiamo fatto oltre 2000 viaggi con le autocisterne proprio a Crespadoro, in alcune località che proprio per la scarsità delle precipitazioni genera appunto questo calo, soprattutto nel mese estivo, dove le abitazioni, le seconde case vengono frequentate da più, magari anche da persone che hanno abitudini, usi e consumi idrici più cittadini e meno montani. Quindi con il Comune, con il sindaco del Comune di Crespadoro, ma con tutti i sindaci dell'Alta Valle, io direi che con questo progetto qua, che è un esempio virtuoso di collaborazione, di condivisione di intenti e di obiettivi, potremo anche impegnarci, e il sindaco Ferrari lo sa bene, in qualche modo a restituire l'acqua alle fontane. Quindi su questo mi sento di impegnarmi, non lo garantiamo al 100%, perché dopo, però l'obiettivo è proprio quello, perché è proprio il segnale che l'acqua c'è, l'acqua è disponibile, deve essere disponibile alla collettività. E nelle contrade di Crespadoro gli utenti ci chiamano, una volta di più, adesso meno, perché manca l'acqua in fontana, non a casa. Quindi questo ci fa capire che non è tutto uguale il modo di pensare e di vedere l'acqua. Chi abita in città solo basta un leggero calo di pressione che subito il nostro call center viene impegnato. A Crespadoro, se manca l'acqua a casa, ti chiamano dopo una settimana, ma se non sentono più il rumore della fontana che sta in contrada, la chiamata o al sindaco o più al sindaco e poi anche a noi arriva sicuramente. Quindi su questo dobbiamo impegnarci e testimoni è il vicepresidente di Acque del Chiampo Guglielmo qui e il presidente Renzo Marcigaglia che su questi progetti ha sempre creduto e ci sostiene. Quindi ringrazio di questa opportunità perché ci rende felici, insomma, a partecipare sia a questi eventi, sia a questi momenti, ma soprattutto a questi progetti. Per cui a Crespadoro bisogna abitarci, bisogna rispettare il territorio e soprattutto bisogna venire a vedere e ad ammirare attraverso questo percorso, questo sentiero, tutto quello che c'è di bello nella nostra alta valle della Valle del Chiampo. Grazie. Beh, ringrazio tutti gli intervenuti per questo, insomma, penso che si sia capito questo esempio veramente virtuoso. Anch'io lancio l'appello di visitare Crespadoro, raggiungibile in maniera facile adesso anche con la viabilità. C'è il casello della Pedemontana Montecchio Arzignano piuttosto che il casello A4 di Montebello e poi si sale sulla valle, una valle veramente da vedere, per cui l'appello è di visitarla. Grazie ancora e arrivederci.